Aziende aperte, parlamentari al lavoro, almeno quelli che hanno risposto all'appello lanciato dalla Federcontribuenti a prendere parte, più che ad un tour, ad una via crucis. Tutti in pulmino, al seguito giornalisti, compresa una troupe della TV tedesca ZDF, per fare visita ad alcune aziende del territorio. Prima tappa, impresa Meneghello, Movimento Terra e Trasporto Pionca di Vigonza. Sarebbe meglio dire ciò che resta di un'azienda che ha dovuto vendere buona parte dei suoi mezzi per poter sopravvivere. L'edilizia purtroppo non ce n'è più, i lavori non ce ne sono più e adesso vediamo cosa andiamo incontro, diciamo. Vediamo qua più avanti, ma lavoro non ce n'è. E dove vai a lavorare soldi non ne prendi. Se chiude questa ditta, quanta gente non avrà più un lavoro? Io fino all'anno scorso avevo tre operai, purtroppo sono stato costretto a lasciarli a casa perché soldi non ne girano. Roberto Meneghello vanta un credito di 50.000 euro con il Genio Civile per un lavoro concluso lo scorso novembre, soldi che in questa fase sarebbero fondamentali per la sopravvivenza della sua famiglia prima, della sua impresa poi. L'ennesima azienda insomma strozzata dalla crisi che sta travolgendo il settore dell'edilizia e non solo, dagli enti pubblici che sono insolventi e dalle banche che non concedono credito. Attenti gli esponenti politici nel raccogliere le storie di Meneghello, di Maria Assunta Iannuzzi, i termontaggi di Sovizzo nel Vicentino che attende i pagamenti da parte di privati, anche loro in crisi, di Moreno Dalpian, proprietario della Dalpian Autotrasporti, sempre di Sovizzo, che aspetta i pagamenti di comuni e ULS, mentre la sua banca per le rate non versate di mutuo e leasing gli ha chiuso i conti corrente. Quella di oggi, che è il 16 di agosto, è una provocazione, ma non una provocazione sotto l'aspetto politico, è una provocazione per far vedere che le aziende per non chiudere oggi ci sono in azienda e chiedevamo che ci fossero anche i politici. Abbiamo 3 onorevoli, sono tali perché oggi ci sono, molti altri invece, su più di 30 richieste invece non abbiamo visto nessun'altra adesione. Presenti i senatori Marco Stradiotto e Alberto Filippi, Partito Democratico, il gruppo misto, l'europarlamentare della Lega Nord Mara Bizzotto, Raffaele Zanon, presidente di Veneto Innovazione. Chiarissime le problematiche degli imprenditori, diverse le analisi e le possibili soluzioni. La prima cosa da fare è che lo Stato inizi a pagare i fornitori puntualmente, è fondamentale, non esiste che lo Stato sia il più cattivo pagatore, lo Stato e la pubblica amministrazione. Rivedere il patto di stabilità dunque, ma anche intervenire sul credito bancario. Dobbiamo aiutarli a superare questo momento intervenendo sulle banche, è qui il problema. La politica deve lavorare 365 giorni all'anno perché se il Veneto uscirà dalla crisi uscirà grazie a queste imprese. Ognuno deve fare la sua parte, sottolinea Raffaele Zanon, che contro la crisi vuole creare una task force regionale. Che possa in qualche maniera intervenire in casi come questi che implicano innanzitutto fare la voce grossa nei confronti del sistema bancario che non concede credito e applica tassi da usura, ma nel contempo che abbattano quelle logiche burocratiche che aggiungono danno al danno. Tanto c'è da fare insomma per non lasciar morire, dopo una lunga agonia, il tessuto produttivo del nord-est, quelle piccole realtà capaci di fare grandi lavori, alcune delle quali oggi hanno atteso il pulmino di una ditta in crisi per ricevere un po' di speranza.